Udine ha la fortuna di avere una specie di storia di Tiepolo dalla giovinezza, la maturità e quasi verso la fine, quindi è il luogo dove forse più che in ogni altro posto d'Italia o qualsiasi altro museo puoi accompagnare l'ascesa, la gloria di un grandissimo pittore. Perfino più che a Venezia, nella sua Venezia, dove alla fine ci sono delle cose straordinarie, ma forse lo seguiamo meno nel tempo, no? Credo che forse Udine vada valorizzata giustamente come la città del Tiepolo in questo senso. Devo dire poco conosciuta in fondo, anche proprio la bellezza della cittadina, l'insolita architettura, la commistione delle sue bellissime piazze sono poco note e paradossalmente anche il Tiepolo di Udine è probabilmente meno noto di quello che si trova, non so, in Spagna piuttosto che a Würzburg o altrove. In fondo le primissime cose che lui ha fatto si trovano effettivamente nel Duomo e poi qui a Palazzo Patriarcale, dove è arrivato da giovane. Gli è stata data qui la possibilità di crescere, di dimostrare ciò che sapeva fare, tant'è che poi è cominciata la sua carriera anche internazionale che l'ha portato fuori. E poi però ci è tornato. E a me piace anche questa storia del ritorno, ci è tornato col figlio e insieme hanno fatto l'Oratorio della Purità, posto meraviglioso, poco conosciuto credo, in cui padre e figlio si dividono i compiti, è difficile distinguere anche l'uno dall'altro, però l'uno è l'altro nello stesso tempo, quindi qui c'è l'ultimo grande progetto italiano, perché poi alla fine Tiepolo se ne andrà a creare in Spagna e poi anche a morirci. Tutte le volte che sono venute a Udine, non tante, ho sempre desiderato vedere il rosa Tiepolo nel cielo, ma non ho avuto fortuna da questo punto di vista. Una cosa che mi ha colpito però tornando è stata risalire al castello e dalla spianata del castello avere una sensazione di spazio, di immensità, di vista, che devo dire, pensando a un veneziano, anche se un veneziano figlio di gente che lavorava in mare, no? Quindi, tuttavia i veneziani hanno difficoltà con l'orizzonte, no? Perché vivono in una città chiusa e devi alzare lo sguardo effettivamente per vederlo o andare in laguna o verso il mare. Ecco, qua mi ha colpito questo senso di cielo, proprio di immensità del cielo. Forse questo è qualcosa che posso riconoscere, no? Sarà una caratteristica straordinaria di Tiepolo sempre, no? I suoi cieli, il suo spazio, lo sfondamento dello spazio.